Bene, allora ci siamo fermati un po' prima del passo Bondone, presumo, un po' prima del passo, a fare un po' di foto e video e riposare le nostre membra. Direi tutto molto bene, tutto molto bello. Adesso ho impostato il navigatore per Riva del Garda, ovviamente lui mi farebbe tornare giù, ma noi vogliamo invece andare su, quindi andremo avanti e vedremo che strade ci farà fare. Tutto impostato e andiamo avanti. Ho guardato le ruote prima, mi è venuto malissimo perché sono sporchissime di bianco, di terriccio, terra misto o qualcos'altro. Vabbè, speriamo di pulirle lungo la strada. Ok, il navigatore si è reffatto correttamente. Qua ci sta anche la pista da sci. Ah, vedi, mi fermavo un metro più avanti, c'era anche un ristorante lounge bar. Si imparano cose nuove. Bene, sono molto contento perché mi piace tutto, mi è piaciuto tutto, tutta la strada è bella. Beh, comunque sto massinando un bel po' di chilometri e sono felicissimo di questo. Ho visto passare macchine super iper mega sportivissime e la cosa mi fa ancora più voglia di venire anche con la macchina, ma sicuramente non va a farlo sto giro, cazzo, è atomico. È atomico. Poi ripeto, si sottovaluta il fatto di partire prestissimo la mattina, tutti, anche con la moto, no, ma partiamo più tardi, andiamo tardi, guardate la neve qua cala, col cavolo, partendo la mattina è una figata. Sono le 11:51 ragazzi e sono già al Monte Bondone e sto scendendo verso il lago di Garda. Mi mette a Riva del Garda 12:41, quindi 40 minuti per arrivare a Riva del Garda. Razza delle Stelle mi ispira molto come nome, ma non so che cosa sia. Boia, la strada è ghiacciatissima, mamma mia, strada è ghiacciatissima, ragazzi, è ghiacciatissima, mi cago in mano letteralmente. Andare pianissimo perché ma non mi fanno anche le gomme riscaldate come le manopole. Dicevo che il navigatore mi segna 12:41 come arrivo a Riva del Garda e poi 13:41 secondo me sarà la fine del lago, 14:41 potrei essere a Padova di nuovo, quindi ha un orario interessante aver fatto comunque un giro della bestia. Questo perché come sempre non mi fermo a pranzo, che è un'altra delle cose che non capisco. Cioè, figo, anch'io adoro mangiare, assolutamente, mi piace cucinare, mi piace mangiare, mi piace andare per ristoranti buoni, adoro, però quando sono in moto meno, nel senso che non mi interessa così tanto mangiare. Sono in moto, voglio andare via in moto, sono in moto, voglio girare in moto. Sì, poi è vero che sono anche spessissimo in moto da solo. Ah, che roba, intanto pazzesco. Counter, pazzesco. Sono in moto da solo che non mi fermo a pranzo. Se sono con qualcuno in compagnia magari mi viene da fermarmi e mangiare, però ecco, cerco sempre di non esagerare perché poi sono appesantito e sono stanco, ho sonno, mi viene poca voglia e ho freddo e cose di questo tipo. La strada è gelata, è ghiacciatissima, metto giù il piedino giusto per sentire, ma è imbarazzante, si vedono le strisce comunque delle macchine, è anche sporca, c'è il sale. Io vado pianissimo, nonostante il termometro della moto, vabbè, siamo appena partiti, segna 8 gradi, ma non ci crede nessuno che sono 8 gradi qua. Vado pianissimo per sicurezza. Mi piacerebbe sapere il nome di tutti gli acciai, so che c'è un'applicazione per vederli, un giorno di questi mi ci doterò. Intanto abbiamo girato il monte dall'altro lato, credo, penso che dovremmo vedere da questo lato il lago tra un po'. La strada è molto bella, i colori dell'autunno sono fantastici, solite cose. Scusate se parlo, ma la strada è pazzesca. La strada è pazzesca, la temperatura è 7-8 gradi, è comunque buona, l'asfalto è buono. Mi sto arrischiando un po' a, non dico tirare, perché
tirare qua è brutto, grandissima macchina. Tirare ora no, poi sulle zone d'ombra men che meno, hai visto? Però comunque ci diamo un po'. Madonna che strada, madonna che strada che è. Cosa ho trovato? Qua in sole, bella in sole la curva, bella, illuminata e assolata, calda e pronta. Rumore del Ducati! Speriamo che si senta. La strada è comunque sporcherrima. Sì, vabbè, questa in estate, ripeto, ci vengono a fare le gare violente. È incredibile. Pazze, mamma mia, ho visto sul navigatore la strada, è fotonica. Adesso capisco perché c'erano tutte quelle macchine sportivissime che vengono su. Mado, ciao, questi tornanti a salire, cioè lasci giù le orecchie, lasci giù, cioè guarda la telecamera, lasci giù le orecchie, lasci giù. Lasci giù le orecchie, lasci giù. Peccato per questo che è un po' coperto, vedete che è umidino all'ombra e perfettamente asciutto al sole, grazie al cazzo, graziella, grazie al fofo. Per rilassare, riposare la mano sta venendo lungo. Non sta venendo lungo, però secondo titolo clickbait del video, rischio di morire sul bondone. Qua siamo già scesi parecchio di altitudine, credo. Bello quel castelletto. Bellissimo castello che meriterebbe una dronata. E qua siamo ormai scesi nella valle, che è comunque una valle alta, presumo, ma col navigatore è sceso alle 12:38 l'arrivo previsto, quindi secondo me il gruppo di motociclisti Padova è da queste parti, credo, a girare, perché adesso è il momento giusto, cavolo, per girare, cioè in realtà cos'è? Giustamente sinistra dobbiamo andare, sì, Riva del Garda 22 km, Castello Drena. Pazzesco e bellissimo. Spero che l'audio sia all'altezza con questa nuova configurazione, perché sarei contentissimo. Figata, fighissimo. Ho trovato un gruppo di motociclisti veramente figo, tipo raduno, motogiro, insomma, comunque con gente molto molto figa. Belle moto, bella roba.
bello bello. Pensavo di aver trovato il gruppo motociclisti e no, non sono loro. Che cavolo di strada rotonica. Zona della Susina di Dro. Interessante. È pazzesco! Cioè, non posso fare a meno di dire pazzesco, perché cioè, ma li vedete che panorami, cioè al di là dell'andare in moto, del divertimento, della curva, delle strade e di quello che volete, ma veramente io resto basito. E poi è per questo che capisci perché il mondo ci invidia l'Italia. Allora, non sapendo cosa fare, ho impostato il navigatore su Desenzano del Garda, perché comunque siamo sulla punta da una parte del lago, no? Quindi o vado verso Verona e faccio 80 km in là, o faccio il lungolago bresciano e vedo cosa fare. Qua mi dice arrivo previsto a Desenzano alle 14. Vediamo, tanto vediamo se riesco a beccare anche dei panorami del lago. Un'ora e mezza di strada non è poca, Eccolo qua il lago. Qua quante moto. Qua sì, sono tutta gente della zona, però non è gente che sta a un'ora e mezza di strada come me. Cos'è questo posto? Devi venire qui alle 7 e dronare, devi trovare uno spiazzo, perché secondo me questa statale gardesana resta bassa tutto il tempo. Beh, bellissimo, veramente bellissimo. E cioè devi fare un paio di voli, un volo. Qua praticamente ad ogni curva stacco il video dicendo no vabbè, preservo un po' la batteria e non faccio video. E poi la curva successiva, ma no, cos'è sta roba, aspetta, devo accendere per fare il video. E immancabilmente ti freghi, perché adesso la galleria. Bene, siamo arrivati in clubhouse dopo l'ultimo salto iperspaziale. La Ducati si sta riposando e penso che tra poco andrò a riposarmi anch'io, perché i chilometri che abbiamo fatto sono stati importanti. E vi invito a iscrivervi al canale, attivare la campanellina se il video vi è piaciuto, in modo tale da restare aggiornati con le novità che porterò. Ciao!